Il presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna, dottor Marco Migliorini, il vicepresidente di Ippogroup Cesenate e presidente del Club Gentleman Emilia Romagna, Michele Canali, e William Kelly premiano il guidatore del cavallo vincitore. Bene, adesso un grande applauso per il vincitore. Siamo con Matteo Angeloni che con Zeno del Ronco vince questa edizione del trofeo Croce Rossa Italiana. Beh, Matteo, ti abbiamo visto anche a novembre, quindi Bologna è una piazza che sta dando molte soddisfazioni, vinci questa manifestazione davvero molto importante perché ricordiamo unisce sport, passione e solidarietà. Zeno del Ronco sicuramente era un cavallo atteso, ma come abbiamo detto anche in fase di presentazione queste sfide sono sempre molto equilibrate e anche difficili da vincere, però direi che tu l'hai interpretato alla grande. Sì, dai, è il merito soprattutto del cavallino perché davvero in questo momento ha una forma smagliante. E ho corso a risparmio in batteria e poi ho detto proviamo a giocarci tutto un finale. Bene, io ti ringrazio, appunto come hai detto vai a casa con diversi premi offerti dal Club Gentleman, Ippogroup e anche dalla Croce Rossa Italiana. Tra l'altro questa corsa ricordiamo che era abbinata al premio Eros e Cristina Martelli, c'è qui con noi William Kelly. William, ti chiedo due parole su questa giornata. Una giornata bellissima, si sono comportati i gentleman in una maniera impeccabile, sono stati tutti bravi, complimenti a loro. Bene, ti ringrazio, appunto è stata una giornata importante anche per te. Prima di lasciarvi io chiedo sia al dottor Migliorini che a Michele Canali di fare un saluto e anche ovviamente gli auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo e poi direi che l'appuntamento è per l'anno prossimo. Grazie, appuntamento alla 23esima edizione, quindi scusate se mi metto avanti, ma questa solidarietà e questa vicinanza che in tutti questi anni avete dimostrato a Croce Rossa ci dà sempre più la forza di poter andare avanti ad aiutare le persone, come dicevo prima, che hanno bisogno, e noi diciamo che la Croce Rossa è per tutti e voi dimostrate che è di tutti. Grazie e tanti auguri a tutti. Grazie ai volontari che sono stati con noi. Beh, ovviamente adesso la parola va a Michele Canali. Un commento di questa giornata. Diciamo che anche il tempo ci ha graziato. Sicuramente sì, è stata una bellissima giornata sia sotto il profilo agonistico che sotto il profilo del tempo. Abbiamo avuto sole e solo adesso un po' le temperature si stanno abbassando. Credo che una settimana fa abbiamo fatto 10 giorni fa la finale del For Life, sempre un torneo di solidarietà. Oggi dopo 22 anni abbiamo fatto l'edizione del trofeo Croce Rossa. Credo che i gentleman e la solidarietà sia una partnership vincente. Buon Natale a tutti. Bene, ringrazio Michele Canali. Per quanto riguarda il trofeo Croce Rossa Italiana 2023 è tutto, ovviamente l'appuntamento è per l'anno prossimo e poi presenteremo anche gli altri progetti di solidarietà. Grazie a tutti e complimenti a Matteo Angeloni.